Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi racconterò la storia di un ingrediente semplice ma prezioso. Lo troviamo ogni giorno sulla nostra tavola. È nella bruschetta, nella pasta, nella zuppa. Per secoli ha illuminato le case, curato ferite, accompagnato riti religiosi. È stato oro liquido per gli antichi, simbolo di pace, forza e purezza. Stiamo parlando dell'olio d'oliva. Ma com'è arrivato l'olio in Italia? E perché è diventato così importante per la nostra identità? Per scoprirlo, dobbiamo tornare indietro nel tempo, molto prima dei supermercati e delle bottiglie in vetro. Torniamo all'inizio di un viaggio tra alberi millenari, mani sapienti e gesti che ancora oggi parlano italiano. Siamo attorno al VII secolo avanti Cristo. Il viaggio dell'olio comincia molti secoli fa, in un mondo fatto di mare, templi e leggende. Siamo nell'antica Grecia. Qui, tra colline piene di rocce e coste assolate, cresce una pianta speciale, l'ulivo. Ma non è solo una pianta, è un dono degli dei. Secondo una leggenda, la dea Atena fece nascere il primo ulivo colpendo la terra con la sua lancia. Per questo, l'ulivo diventò simbolo di pace, saggezza e protezione. Un albero forte che resiste al vento, al sole e alla terra povera. Un albero che dà frutti anche in condizioni difficili. In poco tempo, l'ulivo si diffuse in tutta la Grecia. Cresceva vicino alle case, nei villaggi, sulle colline. Ogni famiglia aveva almeno un albero. Le olive venivano usate in molti modi, ma il vero tesoro era l'olio. E allora, come si faceva l'olio in quei tempi lontani? Prima di tutto raccoglievano le olive, a mano o con bastoni di legno. Le facevano cadere su grandi teli, poi le mettevano in ceste e le portavano al frantoio. Lì le olive venivano schiacciate con grandi pietre rotonde, fatte girare da persone o da animali. Si otteneva così una pasta scura, densa e profumata. Questa pasta veniva messa in sacchi o in dischi di stoffa. I sacchi erano poi pressati con leve di legno o con pesi di pietra. Da questi sacchi usciva un liquido, acqua e olio mescolati. Il liquido veniva lasciato riposare in vasi di terracotta. Dopo alcune ore, l'olio più leggero saliva in alto. Bastava raccoglierlo con attenzione. Così nasceva l'olio d'oliva. Ma non era solo un prodotto da cucina. L'olio era ovunque nella vita greca. Nelle case si usava per accendere le lampade. Bastava una ciotola, un po' di olio e uno stoppino per avere luce tutta la sera. Nei templi l'olio si offriva agli dei, si versava durante i riti religiosi, si metteva sulle statue sacre. L'olio era puro, prezioso, pieno di significato. Era anche un aiuto per il corpo. I guerrieri lo usavano prima della battaglia. Gli atleti si coprivano di olio prima dei giochi. I bambini venivano unti durante feste religiose. E anche i malati lo ricevevano come cura. Era un profumo, una medicina, una protezione. Poi, con il tempo, i greci iniziarono a viaggiare. Navigarono verso nuove terre, tra cui l'Italia. Nel sud fondarono città come Taranto, Reggio, Cuma, Siracusa. Portarono con sé la lingua, gli dei, le abitudini e naturalmente anche l'ulivo. Fu così che l'ulivo arrivò in Italia. Gli alberi cominciarono a crescere lungo le coste della Calabria, della Sicilia, della Puglia. Gli abitanti di queste terre impararono a produrre l'olio seguendo l'esempio greco.
Dopo i Greci, nel III secolo a.C., arrivarono i Romani e con loro l'olio d'oliva divenne qualcosa di ancora più grande. Non solo un dono degli dei, ma una vera forza per costruire un impero. I Romani amarono subito l'ulivo, videro in quella pianta una ricchezza. L'olio serviva per cucinare, ma anche per curare, pulire, commerciare. Era utile, leggero, prezioso e soprattutto poteva viaggiare. Così, durante le conquiste, i Romani portarono l'ulivo in ogni angolo del loro impero, dalla Spagna al Nord Africa, dalla Gallia fino alle terre del vicino Oriente. Ovunque c'era il sole e la terra buona, piantavano nuovi ulivi. E dove c'erano ulivi, c'era civiltà. I contadini romani coltivavano gli alberi con cura. Le olive venivano raccolte e lavorate nei frantoi, proprio come facevano i greci. Ma i romani migliorarono le tecniche, inventarono nuovi strumenti, nuove presse, nuove forme di conservazione. L'olio romano era conservato in grandi anfore di terracotta. Su ogni anfora c'era scritto il nome del produttore, il tipo di olio, la zona d'origine. Era come una carta d'identità. Poi le anfore venivano caricate sulle navi e portate nei porti di tutto il Mediterraneo. A Roma l'olio arrivava in grande quantità, era venduto nei mercati, distribuito nei magazzini pubblici, regalato ai cittadini durante le feste. L'olio era parte del pane e olio che lo Stato dava alla popolazione. Un segno di potere, ma anche di attenzione al popolo. Ma l'olio era importante anche nella religione e nella politica. I sacerdoti lo usavano nei templi. Si accendevano le lampade sacre con olio puro. Si ungevano le statue degli dei. Alcune cerimonie iniziavano proprio con una coppa d'olio, versata sulla terra come segno di rispetto. Con il tempo, Roma diventò il cuore di una rete enorme di produzione e commercio dell'olio. L'Italia centrale e meridionale producevano oli di alta qualità. Alcune zone erano famose, la Sabina, la Campania, la Puglia. I mercanti lo sapevano bene. Dove c'era olio buono, c'erano affari. Dopo la caduta dell'impero romano, intorno al V secolo d.C., l'Europa entrò in un periodo difficile. Guerre, invasioni, mancanza di cibo. Molte città si svuotarono. Le strade si rovinarono. I commerci diventarono pericolosi. Sembrava che la civiltà si stesse spegnendo, e con essa anche la cultura dell'olio. Ma qualcosa resistette. Nelle campagne dell'Italia centrale, tra Umbria, Lazio e Toscana, alcuni luoghi rimasero in silenzio. Erano i monasteri, luoghi protetti, dove la vita seguiva ritmi diversi. Qui i monaci pregavano, studiavano, copiavano libri antichi, ma soprattutto coltivavano la terra. E tra le tante piante che curavano con pazienza c'era anche l'ulivo. I monaci benedettini e cistercensi recuperarono i testi antichi, studiarono le tecniche agricole dei romani e le adattarono alla nuova realtà. Ricostruirono piccoli frantoi vicino ai conventi, migliorarono gli strumenti di legno e pietra, provarono nuove varietà di ulivi più forti e resistenti. In alcuni monasteri, come quello di Subiaco o di Monte Oliveto, si produceva un olio così buono che veniva scambiato con miele, cereali o lana nei mercati locali. Ogni convento aveva i suoi alberi, il suo modo di tagliare i rami, di raccogliere le olive, di schiacciarle. Il sapere passava da un monaco all'altro, da una generazione all'altra. In silenzio,
senza fretta, ma con amore. Le colline intorno ai monasteri si coprirono di ulivi. I paesaggi che oggi chiamiamo tipici dell'Italia centrale, colline dolci, muretti a secco, alberi ordinati, nascono proprio in quei secoli. L'olio era tornato a vivere, ma in modo diverso. Non era più simbolo di impero e potere, ma di cura, di speranza, di fede. Anche la Chiesa aiutò a proteggerlo. In molte cerimonie cristiane, l'olio d'oliva era usato per il battesimo, per mettere l'olio sui sacerdoti, per la benedizione dei re. Era simbolo di purificazione e di forza divina. Non era più legato agli dei antichi, ma aveva ancora un valore sacro. E fu proprio grazie a quel filo sottile, mai spezzato, che l'olio poté tornare un giorno a brillare. Passò di mano in mano, di convento in convento, di villaggio in villaggio, senza rumore, senza guerre, ma con pazienza e devozione. Con il passare dei secoli, quel sapere antico tornò a diffondersi. Gli ulivi si moltiplicarono di nuovo, non solo in Italia centrale, ma anche nel sud, in Puglia, in Calabria, in Sicilia. Ogni regione iniziò a produrre un olio diverso, con sapori unici, colori diversi, profumi particolari. L'olio divenne parte della cultura, della cucina, dell'identità italiana. Nel Novecento, l'Italia riscoprì il valore di questo tesoro. In un mondo che cambiava in fretta, l'olio d'oliva rimase un punto fermo. Le famiglie italiane lo usavano ogni giorno per cucinare, per condire un'insalata, per fare il pane più buono. E intanto, anche fuori dall'Italia, l'olio cominciò a essere conosciuto e apprezzato. Oggi, l'olio italiano è considerato uno dei migliori al mondo. Ma non è solo una questione di gusto, è una questione di qualità, di rispetto per la natura, di amore per il lavoro fatto bene. Molti oli hanno la sigla DOP, denominazione di origine protetta, che garantisce che ogni bottiglia segue regole precise, raccolta a mano, spremitura a freddo, nessun prodotto chimico, solo olive italiane. In regioni come la Toscana, la Liguria, l'Umbria o la Puglia, ci sono piccole aziende agricole che mantengono vive le tradizioni. Gli agricoltori conoscono ogni pianta, osservano il cielo, aspettano il momento giusto per la raccolta. Usano ancora le reti sotto gli alberi, raccolgono a mano le olive una a una e portano il raccolto al frantoio poche ore dopo. Così l'olio conserva tutta la sua freschezza. Ma l'olio non è solo un prodotto, è parte della dieta mediterranea, uno stile di vita riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. È il simbolo di un modo di mangiare semplice, sano, legato alla terra. Pomodori, pane, verdure, legumi, tutto è più buono con un filo d'olio d'oliva. E poi ci sono i ricordi. Per molti italiani l'olio è anche una memoria di famiglia. Il pane e olio del nonno, le bottiglie verdi nella credenza della nonna, le olive messe a seccare al sole, i profumi del frantoio quando si apre la porta, i gesti lenti, precisi, tramandati da padre in figlio. L'olio parla anche di questo, di casa, di affetto, di cose semplici. Non importa se viene da un piccolo villaggio del Cilento o da una collina in Toscana, ogni goccia porta con sé una storia. È il frutto di una terra antica, di un lavoro paziente, di una cultura che ha saputo resistere al tempo. E ancora oggi,
In ogni tavola italiana quell'olio racconta chi siamo. Così finisce la nostra storia di oggi. Una bottiglia d'olio, in fondo, è molto più di un ingrediente, è il frutto di una terra antica, di mani sapienti, di tradizioni che parlano piano, ma restano. L'olio d'oliva ci racconta un'Italia fatta di colline, di frantoi, di gesti lenti e amorevoli. È una cultura che ha attraversato imperi, monasteri, famiglie contadine e che ancora oggi vive nei piatti semplici, nei sapori veri, nei ricordi di chi prepara il pane con olio e sale, proprio come si faceva una volta. In ogni goccia c'è una storia di fede, di lavoro, di bellezza quotidiana. E forse è proprio questo il suo dono più grande, ricordarci che anche le cose più piccole possono avere un'anima profonda. Se vuoi continuare a scoprire i protagonisti, i luoghi e le tradizioni che raccontano l'anima dell'Italia, resta con noi. Ogni settimana un nuovo viaggio ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.